Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Ennesimo tragico incidente in Calabria. Un'altra giovane vita è stata stroncata ieri sera a Crotone in uno scontro tra due auto sulla strada per Capocolonna e altre 4 persone sono rimaste ferite gravemente. La vittima, Francesco Maiorano, 17 anni, viaggiava a bordo di una Suzuki Ignis quando verso le 23 di ieri, all'altezza del Costa Tiziano Hotel, la Ignis con a bordo 2 persone avrebbe perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta da cui sopraggiungeva la Fiat Punto e su cui viaggiavano altri 3 giovani. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 3 ambulanze. La DDA di Catanzaro ha chiesto la protezione della figlia di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia di Pagliarelle, uccisa e sciolta nell'acido. La richiesta è stata inviata ieri alla Commissione Centrale sui Programmi di Protezione. Un'altra richiesta è stata mandata dai magistrati alla Prefettura di Crotone affinché attivi da subito le misure urgenti di sorveglianza sulla ragazza. Per l'omicidio di Lea Garofalo, la DDA di Milano nei giorni scorsi ha fatto arrestare 6 persone, tra le quali l'ex convivente della donna, Carlo Cosco. È stato invitato dal rettore dell'Unical a parlare della riforma Gelmini e il leader dell'IDV Antonio Di Pietro non si è di certo tirato indietro. Per l'ex PM la riforma universitaria è un altro tassello messo in campo dal governo Berlusconi per arrivare alla demolizione della democrazia. Noi, ha ribadito Di Pietro, ci batteremo per non fare passare questo disegno di legge. L'ex PM poi ha incoraggiato la protesta degli accademici, che al contrario dei rettori si oppongono anch'essi alla riforma voluta dal ministro dell'università perché ritenuta troppo penalizzante. Si è articolato in 2 sessioni a Gizzeria Lido il primo forum regionale delle bonifiche e dell'irrigazione promosso dalla Coldiretti Calabria. Nella prima, dopo i saluti, c'è stato l'intervento dei presidenti e direttori dei consorzi sulle esperienze territoriali più significative e di Grazioso Manno, presidente dell'Urbi Calabria. La seconda si è aperta con il vescovo di Lamezia Terme Luigi Cantafora ed ha visto gli interventi, tra gli altri, degli assessori regionali Piero Aiello, Francesco Pugliano, Michele Trematerra e Vanda Ferro. È stato presentato il ciclo di seminari di studio giuridico-sociale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori minorili presso l'auditorium del Centro Giustizia Minorile di Catanzaro. Il ciclo si è aperto con un incontro sulla rieducazione, il secondo appuntamento invece sarà il prossimo 4 novembre e riguarderà la legalità. Il 18 novembre si parlerà di abuso, a dicembre gli ultimi 2 incontri con l'ipotesi di un patto tra famiglia, scuola e territorio. I maestri del lavoro calabresi hanno tenuto a Crotone, al Teatro Apollo, il loro secondo convegno regionale. Il tema dell'incontro è stato il rispetto della legalità e dell'integrazione razziale. L'iniziativa è organizzata dalla Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, consolato regionale della Calabria. Parterre d'eccezione per l'occasione, tra gli ospiti infatti Francesco Cirillo, vice capo della Polizia e direttore centrale Polizia Criminale. Le conclusioni del presidente della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Gianluigi Diamantini. È una stagione all'insegna dei grandi nomi, quella presentata ieri dal Teatro Stabile di Calabria nel foyer dell'Apollo di Crotone. Calcheranno infatti le tavole del palcoscenico crotonese personaggi del calibro di Ornella Muti, Enrico Fantastichini, Sergio Rubini, Isabella Ferrari e Ambra Angiolini. Il cartellone comincia il 12 novembre con l'operetta La Vedova Allegra. Si conclude il 6 aprile prossimo con finale di partita di Samuel Beckett per la regia di Massimo Castri. Presenti alla conferenza Shapor Yazdani e Fabio Vincenzi per lo Stabile, il prefetto, il sindaco e il presidente della provincia.